Oreste Granillo di Reggio Calabria, settimo turno del girone I di Serie D, Licata di mister Pippetto Romano, una delle tre formazioni imbattute sin qui di questo girone. Rende visita agli Amaranto di mister Trocini, reduce dalla prima vittoria stagionale sul campo del Portici. Licata che ha ritrovato la vittoria dopo tre pareggi tra le mura amiche contro l'Igea. Al decimo di gioco l'intervento di Pedalino in area di rigore, a terra Barilla, non ha dubbi il direttore di gara, fischia il calcio di rigore alla trasformazione. Il 17 spiazza Valenti e porta in vantaggio gli Amaranto, che al 31esimo andranno di nuovo vicini al gol con Coppola che sfiora la traversa. Era tutto fermo però per posizione di offside. Poco dopo la mezz'ora, buona azione di Rotulo che duetta con Miracori, restituisce la palla al numero 10 deviato in corner da Cham. Fraseggio però Amaranto a destra con Dervisci che serve un bagno, si apre Mungo a destra molto attivo su avvio di partita, il tiro cross non trova nessun compagno pronto nell'area di rigore. Nella ripresa Licata che prova a destarsi dal proprio torpore, ma sempre Mungo a creare i problemi maggiori dentro per Barilla. Marras irrompe in area di rigore senza chiedere permesso, 2-0 per gli Amaranto che con Coppola hanno anche l'occasione per il tris. Attento Valenti a distendersi alla propria destra, il corner Licata per riaccendere le speranze, sbuca Calaiò nel cuore dell'area di rigore, provvidenziale intervento di Martinez a salvare il risultato. Ancora però in campo aperto gli Amaranto pericolosissimi con Barilla che serve un compagno, Calaiò in estirata stoppa Salandria, ancora Mungo in area di rigore a destra, tentativo però che non inquadra il bersaglio grosso. Termina così la partita, LFA Reggio Calabria Licata è già storia e termina per 2-0 in favore degli Amaranto. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.